Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Siamo collegati dai nostri studi di Vittorio Veneto per un nuovo appuntamento con Penna Nera, la rubrica che vi racconta le avventure degli alpini della sezione ANA di Vittorio Veneto. Mancavamo da un po' con questo appuntamento, ma vi preannuncio che la puntata di oggi sarà bella ricca, a partire dal parterre di ospiti che potete vedere qui nel nostro studio. Quindi io do subito il benvenuto a Maurizio Casetta, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, che torna a trovarci, e quindi grazie Maurizio per essere qui come al solito. Ma poi vi preannuncio che andremo a parlare di sport in questa puntata, e quindi abbiamo il piacere di avere qui Roldano De Biasi, coordinatore delle attività sportive della sezione ANA di Vittorio Veneto, nonché componente della commissione sportiva nazionale dell'ANA. Ho detto giusto, Roldano? Bene, buonasera a tutti. Ecco qua. E poi abbiamo Claudio Valle, presidente del tiro a segno nazionale della sezione di Vittorio Veneto, perché andremo a parlare anche di tiro a segno e della struttura qui di Vittorio Veneto. Buonasera e ben ritrovato anche a lei. Buonasera, grazie. Allora, caro presidente Maurizio Casetta, dicevo, è da un po' che non ci vediamo, però lo sport, possiamo dire, è stato protagonista nelle ultime settimane. Chi ci segue sui social ha già avuto modo di vedere qualche immagine, giusto Maurizio? Sì, intanto buonasera a tutti. Siamo riusciti quest'anno, grazie a Roldano De Biasi, appunto, che è componente della Commissione Nazionale, ad avere quest'anno, e questo ci dà vanto ed orgoglio, un campionato nazionale di carabina e di pistola. Roldano, correggimi se sbaglio, per cui è stato, diciamo che sarà ed è l'evento clou di quest'anno per quanto riguarda la nostra sezione, al di là delle adunate sezionali, al di là del Triveneto e al di là dell'adunata nazionale, ma la nostra sezione quest'anno è riuscita ad organizzare questo campionato molto, molto blasonato in sede ANA. E a questo proposito, appunto, come dicevo, entriamo un po' nel vivo di questo campionato. 2 giorni molto intensa, oltre 250 i partecipanti, gli sportivi che hanno preso parte a questa kermesse, appunto, nella città della Vittoria. C'è stato il preludio nella giornata di sabato 11 ottobre, con anche la cerimonia ufficiale di apertura dei giochi in Piazza del Popolo, e poi appunto dal sabato alla domenica il tiro a segno di Vittorio Veneto è stato protagonista di queste gare. Andiamo subito a vedere il servizio che abbiamo realizzato. Vittorio Veneto ospita i campionati nazionali di tiro a segno ANA, una manifestazione che sta attirando a Vittorio Veneto, nella nostra città, tanti atleti provenienti da tutta Italia. È una manifestazione che è la 4ª volta che viene a Vittorio Veneto. Il campionato italiano è la 4ª volta, ha cominciato nel 1984, poi nel 2001, nel 2011, e questa appunto è la quarta volta che si svolgono a Vittorio Veneto. Vittorio Veneto perché, al di là della città della Vittoria eccetera, Vittorio Veneto dispone di un poligono di tiro che è all'avanguardia in tutta Europa, per cui la scelta, quando noi ci proponiamo, è quasi d'obbligo, ed è una cosa che a noi fa molto piacere. Siamo arrivati a 254 presenze di atleti al campionato di tiro, che è anche un record, quindi siamo contenti visto gli impegni delle sezioni, le difficoltà negli spostamenti. Ecco, quanto importanti sono queste manifestazioni sportive che però esaltano anche lo spirito alpino? Sono molto importanti perché è un momento di sport, sano sport, di convivenza, di socialità,
quindi per l'Associazione Nazionale Alpini è un momento importante per aggregare l'associazione. Il campionato nazionale ANA tiro a segno si identifica con due specialità: il tiro con la carabina distesi su un bancone e si identifica col termine carabina a terra, e il tiro con la pistola a 25 metri, che sono due campionati pluriennali, perché il tiro della carabina è la 54esima edizione e il tiro con la pistola è la 40esima edizione. La cosa che desideriamo far notare è che quest'anno viene istituita una nuova specialità di tiro che prevede il tiro con la carabina in una posizione molto più comoda, cioè il tiratore è seduto su uno sgabello, appoggia i gomiti su un banco e appoggia la carabina su un supporto anteriore. Questo gli consente di stare in posizione senza dover provare il disagio della posizione disteso, che ormai a una certa età molti tiratori hanno difficoltà a sostenere. Quindi questa è una prova e ci fa ben sperare nel futuro di questa attività sportiva. Il tiro a segno bench rest è un termine inglese, bench rest, che è diffuso. Spero che venga introdotto anche nei campionati di tiro dell'anno. Ecco, raccontiamo ai nostri telespettatori che stiamo parlando proprio di discipline sportive. Certo, tiro a segno è un'attività sportiva agonistica. I nostri atleti sono atleti agonisti, come lo sono gli altri atleti che partecipano ai campionati nazionali. Non sono amatori, sono persone che hanno identità fisica riconosciuta dalla certificazione medica e praticano attività sportiva a livello nazionale. Chi l'ha fatto da alpino ogni anno si ritrova poi a fare questa gara non solo in rappresentanza della propria sezione del tiro a segno, ma anche in rappresentanza della propria sezione alpini. E queste 250 persone sono il segnale che la cosa interessa e continua a mantenere e a crescere anche di interesse. Queste 2 giornate trovano ospitalità nel poligono di Vittorio Veneto. Sì, il poligono di Vittorio Veneto è strutturato come tanti poligoni attraverso la disposizione degli stand di tiro, quindi luoghi dove si spara con le carabine a 50 metri, luoghi dove si spara con la pistola a 25 e luoghi dove si spara con le carabine e le pistole a aria compressa a 10 metri. Il poligono di Vittorio Veneto ha una caratteristica: pur essendo piccolo nelle dimensioni, ha tante linee di tiro e quindi consente di praticare l'attività a molte persone. Il fatto che vengano 250 atleti e in 2 mezze giornate riescano a fare la gara significa che il poligono ha capacità ricettive sia nello stand di carabina sia nello stand di pistola. Il poligono di aria compressa noi questa volta lo apriamo alla prova di tutti quanti gli alpini, anche i non agonisti. Chi vuole provare, abbiamo promosso una gara di carattere ludico per far provare l'ebbrezza di questa difficile pratica sportiva. Per la sezione ANA di Vittorio Veneto, quindi un orgoglio ospitare questa importante manifestazione. È un orgoglio ospitare sì questa manifestazione, ma dobbiamo la maggior parte, il 95% della buona riuscita di questa manifestazione la dobbiamo ad una persona che non finirò mai di ringraziare, che è Roldano De Biasi, che tra le altre cose fa parte della Commissione Sportiva Nazionale ed è una persona che Roldano ha curato tutti gli aspetti di questa manifestazione, quindi un grande grazie a Roldano De Biasi. Noi prezziamo che le persone che arrivino qua trovino gradevole il luogo, la città, l'accoglienza, trovino gradevole l'impianto di tiro che fa la sua bella figura
e quindi noi con molto piacere desideriamo che la permanenza dei nostri atleti nella città sia gradita in tutti i contesti. E questo era il riassunto, se vogliamo, della 2 giorni che ha visto, appunto, come abbiamo detto, 250 atleti a Vittorio Veneto animare la struttura del tiro a segno di Vittorio Veneto. Allora io partirei da Roldano, che abbiamo già sentito registrato in questo servizio. L'intervista era proprio della giornata del sabato di apertura di questo campionato, e quindi ovviamente tutto si è svolto per il meglio, ma io voglio chiedere a Roldano com'è andata, com'è andato questo campionato, questi campionati. Sono andati bene perché abbiamo fatto affidamento su 2 realtà, la sezione ANA di Vittorio Veneto, che ha un metodo di lavoro e di organizzazione molto affinato, e la sezione tiro a segno, che è un luogo di grande efficienza. Con questi 2 elementi è facile far bella figura, ma ci abbiamo messo chiaramente tutta la nostra buona volontà, e i risultati e i riscontri che abbiamo ottenuto a livello partecipativo sono stati veramente molto soddisfacenti. Ci ha fatto molto piacere. Ecco, stiamo vedendo delle ulteriori immagini, le immagini realizzate dalla redazione dell'Alpino, il settimanale nazionale dell'ANA, che sta a significare anche l'importanza, insomma, di questi campionati. Diceva giustamente Roldano, a ospitare, insomma, questi campionati la struttura di Vittorio Veneto. Roldano, qual è il rapporto tuo, ma non solo tuo, con la struttura del tiro a segno, del poligono di Vittorio Veneto? Beh, il tiro a segno è uno sport, quindi chi pratica lo sport del tiro a segno frequenta questo ambiente, come la piscina, la pista di atletica o il campo di calcio o il campo di basket e quant'altro. Quindi la nostra vicinanza al tiro a segno nasce negli anni in cui eravamo un po' più giovani, eravamo ai primi anni ai Giochi della Gioventù, e abbiamo conosciuto questa realtà sportiva allora poco nota, e in quegli anni, fine degli anni 60, inizio degli anni 70, collegata a un'attività sportiva da adulti. Non c'erano i giovani, ma in quegli anni là le edizioni dei Giochi della Gioventù hanno richiamato molto interesse. Ci siamo avvicinati a tiro a segno e siamo rimasti amici fedeli e sostenitori del tiro a segno. Poi abbiamo fatto la naia, molti di noi l'hanno fatta nel Corpo degli Alpini, e quindi è stato facile poi dire: beh, abbiamo fatto gli alpini, pratichiamo lo sport, e quindi mettiamo assieme i 2 elementi e portiamo avanti con gli cappello alpini il piacere della pratica di questo sport. Roldano, prima di passare a così sentire anche dalla viva voce dei padroni di casa, insomma, come sono andati questi campionati, ti chiedo che tipo di riscontro c'è stato da parte dei partecipanti, e dacci anche qualche informazione così da dove venivano i più lontani, anche numericamente, insomma, qualche curiosità, se vogliamo, adesso che, insomma, i giochi si sono conclusi. Allora, l'attività sportiva nazionale copre il territorio del nord Italia e poi sconfina verso sud fino ad arrivare nella sezione degli Abruzzi, e qualche episodica partecipazione delle sezioni successive. Nell'ambito del tiro a segno l'attività è vincolata dalla presenza di una struttura organizzata, quella è il poligono. Quindi abbiamo sezioni del Piemonte, sezioni della Lombardia, sezioni del Triveneto, sezioni dell'Emilia Romagna, sezioni della Toscana,
e appunto questa volta non c'erano anche qualche partecipante dagli Abruzzi. L'interesse che suscita questa pratica sportiva si diffonde nell'ambito delle sezioni ANA e normalmente è una frequenza tradizionale, c'è qualche nuovo in arrivo, ci sono degli amici che vengono coinvolti, amici degli alpini aggregati che vengono coinvolti perché, come si sa, la NAIA non dà più ricambi nel nostro mondo degli alpini in congedo, e quindi c'è questa possibilità di far praticare lo sport agli amici alpini. Il risultato: al poligono di Vittorio Veneto si fanno bei punteggi e quello gratifica i tiratori, perché ci sono dei poligoni che è un po' più difficile e qua giochiamo facile per ragioni ambientali, di luce e chissà quali altre a noi sconosciute. Chi viene a Vittorio torna a casa con dei bei risultati. Contento. Sì. E questo è un merito del territorio. Merito del territorio. E quindi come dicevo, abbiamo fatto un po' il punto su questa 2 giorni, però è giunto il momento di passare la parola insomma ai padroni di casa, come dicevo. Quindi passiamo la parola a Claudio Valle. Intanto, anche dal suo punto di vista, come si sono svolte queste 2 giornate? Allora, queste sono state 2 giornate intense. Noi abbiamo mobilitato i nostri 35 direttori ed istruttori di tiro, più personale altro di segreteria, eccetera. Tutti quanti si sono dati da fare super per cercare di far svolgere al meglio questi campionati, e ci siamo riusciti però solo con l'ausilio delle truppe alpine, diciamo, no? Perché se noi avevamo i tecnicismi per mandare avanti tutta la gara sotto il punto di vista regolamentare e strutturale, gli alpini ci hanno dato una grossa mano su quel che è stato il contorno. Possiamo citare il cambio bersagli, ma molto la logistica, la coreografia. Sono state praticamente, io penso che altri 40 alpini sicuramente sono stati impiegati per tutto questo aspetto che ha contornato la logistica dei campionati italiani ANA. Questi campionati effettivamente nel tempo sono saliti di qualità, perché io ho visto partecipare volti che avevo già visto a fine settembre ai campionati italiani assoluti a Roma. Quindi molte persone sono venute a Vittorio Veneto per questa partecipazione, compreso il campione italiano in carica, master e grandmaster di carabina libera a terra. E quindi questo ci onora anche sotto l'aspetto qualitativo. Sportivo, agonistico e qualitativo, certo, certamente. Certo. Allora, le chiedo, ovviamente lei ci ha raccontato, abbiamo parlato finora di queste 2 giornate, di questi campionati, però, e qui faccio ammenda, io non ero mai entrato al poligono di Vittorio Veneto, ovviamente mancanza mia, però prima di andare in onda anche con Roldano scherzavamo dicendo chissà cosa ci sarà dietro quel muro, giusto? Chissà cosa c'è. E effettivamente anche per il sottoscritto si è un po' aperto un mondo. Allora, raccontiamo in sintesi qual è l'attività normale, come si svolgono le attività all'interno della struttura di Vittorio Veneto. Allora, non fate come me, che ho aspettato il 18° anno di età per varcare la soglia del poligono di tiro, perché non sapevo all'epoca chissà cosa fanno dentro là. Dall'età di 10 anni si può accedere al poligono e praticare l'attività ad aria compressa con strumenti, pistole, carabine, a una distanza di tiro che è quella olimpica. Quindi quello che andiamo a dire ora è uno sport olimpico. La distanza, gli strumenti, il luogo è quello da qua alle Olimpiadi.
Quindi venite a provare con i vostri figli. Cosa insegniamo in fin dei conti? Insegniamo rispetto delle regole, insegniamo rispetto della persona, insegniamo concentrazione, pensare prima di agire e anche pensare prima di parlare, cosa che uno sport poco praticato ultimamente. Sì, ecco. E quindi questo è l'aspetto iniziale che porta avanti lo sport del tiro a segno. Poi si inizia a praticare da 16 anni l'attività a fuoco, con possibilità di praticarla addirittura a 14 anni con l'istruttore accanto, in modo da essere pronti a 16, che siamo juniores, andare verso le competizioni nazionali e internazionali. E quindi tutte le 5 specialità di tiro olimpiche possono essere praticate al tiro a segno di Vittorio Veneto. Abbiamo istruttori che raccolgono tutta la cerchia di queste specialità e riescono a farle macinare anche a tutti gli allievi che si vogliono avvicinare. Perciò dico, venite a vedere e a toccare con mano cosa si fa al tiro a segno di Vittorio Veneto, come tutti gli altri tiro a segni, naturalmente. Certo. Allora, belli alcune sottolineature appunto che ha fatto Valle in questo intervento, perché si parla sì di sport, ma anche tutto il discorso della procedura, del rispetto delle regole, della metodologia ovviamente che viene messa in pratica. Siccome comunque poi man mano che si sale di livello, stiamo parlando di armi ovviamente che hanno una loro pericolosità, c'è tutta una procedura prima del semplice momento dello sparo, insomma. Quindi questo è molto interessante e tra l'altro con Roldano De Biasi ci siamo ripromessi, e qui Roldano prendiamo un impegno anche appunto con i nostri telespettatori, di tornare al poligono e raccontare proprio la storia del poligono, perché Roldano, mi pare che l'impianto di Vittorio Veneto, appunto ne parlavamo anche prima, è un impianto che ha una sua storia molto importante. Roldano. 1883, una data certa e documentata da atti, in cui si costituisce attraverso una procedura amministrativa la sezione di tiro a segno, ma già nel 1878 c'è traccia del tiro a segno, quindi 142 anni di vita e di storia da conoscere venendo al poligono di tiro, anche per conoscere la storia della città, perché assieme al tiro a segno ci sono state le evoluzioni negli anni dell'ante prima guerra mondiale, poi gli anni successivi al primo conflitto e gli anni nostri, gli anni 60, 70, 80, con l'inizio di una grande sfilza di campioni italiani, perché la sezione ha portato in auge anche numerosi tiratori a livello nazionale, e questa è una cosa che sarà interessante proporre in un prossimo appuntamento. Quindi su questo ci torneremo, però Roldano ti chiedo appunto in conclusione di questa parte del nostro programma dedicata all'aspetto sportivo dell'ANA, cosa di cui non parliamo così di frequente, di raccontarci poi anche a livello nazionale. Lo dicevo prima in sede di presentazione, tu fai parte di questa commissione sportiva nazionale dell'ANA, ci sono diverse discipline che vedono gli alpini protagonisti. Certo, forse non tutti sanno, 3.000 persone quest'anno, 3.000 alpini, hanno svolto attività sportiva agonistica in 9 specialità agonistiche. Abbiamo iniziato con il fondo, abbiamo proseguito con lo slalom, con lo sci di alpinismo, la marcia di regolarità, la corsa individuale in montagna, la corsa a staffette in montagna, la mountain bike, il tiro a segno in 2 specialità, pistola e carabina. Ognuna di questi campionati è un evento nazionale alla pari della donata nazionale, chiaramente con i suoi limiti di partecipazione. Ci sono campionati da 500-600 partecipanti, slalom, corsa, numeri alti,
campionati con meno partecipanti, il più giovane è il campionato di mountain bike all'8ª edizione, e campionati che hanno dei vincoli di partecipazione come al tiro a segno, perché non c'è posto per tutti, perché il poligono dà orari e linee di tiro, e quindi questa è un'attività sportiva che non ha una evoluzione eterna, perché una possibilità di crescere in eterno, perché bisogna sempre rapportarsi alle grandezza dell'impianto. Quindi nel 2025 3.000 alpini atleti hanno praticato attività sportiva a livello nazionale. Andate nelle sezioni e chiedete di essere coinvolti in questa attività. Sono feste, sono momenti di agonismo, sono momenti di grande solennità, sono momenti di gioia e di festa. Gli alpini fanno tante cose, protezione civile, cultura, canto, bande, tutto, ma fanno anche sport, e questa è una cosa che l'ANA nazionale sostiene e incita e promuove. A questo proposito giro un attimo a Maurizio Casetta, presidente della sezione di Vittorio Veneto ANA, che l'ho visto molto attento nel corso, insomma, di queste disquisizioni, anche perché mi permetto di dire, Maurizio, è molto interessante, perché purtroppo ogni tanto li chiamano gli sport minori, no? Ma che minori non sono, però non hanno la stessa rilevanza anche sui media rispetto ad altri che conosciamo. Quindi è sempre molto affascinante scoprire anche un po' i tecnicismi, no? Maurizio, cosa ti porti a casa da questo campionato, insomma, e da questa 2 giorni molto significativa? Beh, mi porto a casa 2 cose, lo dicevo anche qualche tempo fa. Io nella mia vita ho abitato per 35 anni a ridosso del tirassegno, ed è la prima volta che anch'io, come te, entravo al tiro a segno. Per cui questa è già stata un'esperienza per me enorme. Poi ho avuto le tue stesse sensazioni, un mondo completamente avulso da quello che pensavo io o da quello che in fondo è la realtà. Un mondo che si avvicina comunque molto a quello che è il mondo degli alpini, perché, come diceva prima Claudio, per fare del tiro a segno ci vuole una dote che noi alpini credo l'abbiamo, il rispetto delle regole. Il rispetto delle regole è fondamentale per noi alpini, per tutte le attività che noi proponiamo, ed è sicuramente un pilastro fondamentale anche per quello che riguarda il tiro a segno. Poi Roldano mi ha tirato una bella volata, perché sì, anche la sezione di Vittorio Veneto ha la sua squadra di atletica, il gruppo sportivo di atletica, eccetera. Ci mancano delle specialità e vorremmo rimpinguare queste fila, assolutamente. Ad esempio non abbiamo grandi sci, gli sciatori non ne abbiamo, esatto, e ciclisti. Ecco, quindi se qualcuno cerca alpini. Esatto, alpini, ma anche aggregati a questo punto, certo, ma anche aggregati che vogliono far parte di una società sportiva un po' diversa da quelle che troviamo nel territorio e si iscrivono con noi e possono fare questo tipo di attività che è veramente molto molto interessante. E quindi anche da questo punto di vista ovviamente un invito anche ai nostri telespettatori, magari qualcuno che sta ascoltando pensa no, ma magari non ho fatto l'alpino, allora no, insomma c'è la possibilità, appunto, lo sappiamo da un po' di anni, insomma, sì, così. Esatto. Collaborare con le varie sezioni del territorio degli alpini. Siamo in chiusura di questo segmento, ripasserei la parola a Claudio Valle perché immagino che ci siano da fare dei ringraziamenti anche sì, a tutta la squadra che ha lavorato alacremente, non solo quei 2 giorni lì, giusto? Io ringrazio sinceramente moltissimo i miei direttori e istruttori di tiro, perché veramente ci hanno messo tutta l'anima che potevano in questi 2 giorni. Hanno superato ogni difficoltà e hanno fatto sì che la sezione potesse ben figurare su questo campionato nazionale. Desidero ringraziare assolutamente
oltre al presidente ANA che è qua, De Biasi Roldano, perché, come effettivamente ha detto il presidente, è lui la spina dorsale, l'anello di congiunzione tra tiro a segno e alpini. Ha fatto un lavoro magistrale, encomiabile, perché qua devo dirlo sinceramente, senza di lui sarebbe stato difficile unire le due realtà, ma lui, conoscendole entrambe, è riuscito in questo per lui facile compito. Però posso dire con estrema sincerità che si è prodigato non poco, ma molto. Molto. Lo ringrazio. E allora, con questi ringraziamenti, passo la parola per l'ultima volta anche a Roldano, perché appunto abbiamo ringraziato il tiro a segno, però anche i tanti alpini che si sono prodigati in queste giornate, giusto? Certo, il ringraziamento da parte mia e qualche damigiana mi è dovuta, perché con tanti grazie non posso che rispondere in questo modo. Come ho detto prima, i due gruppi messi assieme hanno saputo dare un ottimo risultato. Noi in sezione ANA non abbiamo organizzato solo campionati di tiro, abbiamo fatto anche 2 campionati di corsa individuale 2006-1991, storia anche quella che ve la racconteremo nelle prossime occasioni. Quindi la sezione ANA è una sezione frizzante, trova sempre sostegno, e quindi se si vuol fare qualcosa viene facile farlo finché ci sono queste realtà che ci aiutano nell'organizzazione. Allora io ringrazio perché sono stati in nostra compagnia in questo segmento Roldano De Biasi, appunto abbiamo detto coordinatore delle attività sportive della sezione ANA di Vittorio Veneto, e Claudio Valle, presidente tiro a segno nazionale sezione di Vittorio Veneto. Grazie per essere stati qui con noi, e appunto torneremo a parlare del tiro a segno, del poligono di Vittorio Veneto, e lo faremo portando ancora una volta le nostre telecamere lì, perché insomma siamo rimasti piacevolmente colpiti e affascinati da questo mondo. Ma rimane con noi Maurizio Casetta, voltiamo pagina, e in questa seconda parte della nostra trasmissione Penna Nera andremo al Bosco delle Penne Mozze, ma non andremo per la solita ormai cerimonia dell'ultima domenica di agosto, che ovviamente vi abbiamo trasmesso in versione integrale, e Maurizio, insomma, anche quest'anno è stata una bella cerimonia, molto partecipata. Devo dire che ormai, insomma, questa cerimonia negli ultimi anni sta riscuotendo un successo non indifferente, ma di quello la diamo per letta, perché insomma è passato un po' di tempo. Ma più recentemente, Maurizio, che cosa è successo al Bosco delle Penne Mozze? Più recentemente si è aggiunta una nuova stele al Bosco delle Penne Mozze di un alpino di Lago. Un alpino del gruppo di Lago. Andiamo a vedere il nostro servizio che è stato realizzato da Michele Dalmagro. Con lo scoprimento della stele di oggi, il Bosco delle Penne Mozze si è arricchito di un'altra anima alpina, è quella di Giacomo Denoni, che si aggiunge alle 2410 stele che sono già ricordate in questo luogo. Quali sono state le tue emozioni quando sei riuscito a recuperare la storia dello zio Giacomo, per arrivare poi oggi a questa giornata di ricordo? Il tutto è partito da un foglio che ho trovato nel comò della mamma. Praticamente il comune di Rimini Lago lo aveva dato per disperso. A quel punto, col numero di matricola, siamo andati all'Archivio di Stato a Treviso e siamo riusciti un po' a capire la storia, perché lui, essendo guardia di frontiera, non era quasi riconosciuto come alpino.
Però dopo a fianco abbiamo trovato che era classificato insomma come Guardia Finanza sì ma alpino, e da lì è partito tutto quanto. Poi mi ha dato una mano il dottor Spada e un altro mio amico che sono andati addirittura da Sebastiano Favero e un po' per aiutarmi in questa ricerca e così. Poi siamo riusciti a capire la storia dello zio dalle testimonianze da uno da Cison, Pasquetti Giovanni, che ha scritto un libro che era I schiavi di Hitler, che appunto loro, avendo rifiutato di aderire alla Repubblica, li hanno messi ai lavori forzati e li facevano morire di continuo, insomma. Loro si sono rifiutati di andare a lavorare e lì li hanno fucilati per rappresaglia, per far vedere agli altri prigionieri cosa succedeva se non lavoravano. E io questa storia qui ho voluto farla per dare un posto dove ricordare uno zio che praticamente non avevamo niente in mano, insomma. Assolutamente. E questo è tutto quanto, e so che ho fatto contento la mamma che diceva sempre il luogo pa per un tocco di pane, che andiamo a mandare un tocco di pane. Mi ricordo questa battuta che diceva sempre. Indubbiamente questo è un pensiero molto nobile. E l'altra cosa che ti volevo chiedere era, siamo arrivati alla giornata, diciamo, dell'epilogo di questa storia, quindi la scopertura della stele, la benedizione, e quindi il Giacomo da oggi sarà qui, sarà possibile ricordarlo. Come stai vivendo questa giornata? Quali sono le emozioni che ti hanno accompagnato durante il sentiero per arrivare alla stele e al momento dello scoprimento? Le emozioni sono note, che il ricordo di un uomo, un ragazzo di 22 anni che ha rinunciato alla sua vita, si può dire, per non continuare la guerra, e come lui altri centinaia di famosi eroi dimenticati, non continuando la guerra, hanno facilitato la fine della stessa, insomma, ecco. Cosa che purtroppo non abbiamo imparato oggi, perché basta guardare in giro cosa sta succedendo e così. Siamo con la maestra Anna Introvigne. Quali sono stati i vostri sentimenti quando vi è stata offerta questa possibilità di venire al Bosco delle Pene Mozze e di partecipare a questa cerimonia? Abbiamo accettato subito con molto entusiasmo e contenti di aver ricevuto questo invito da parte degli alpini, quindi abbiamo partecipato in modo molto sentito alla proposta fatta. Siamo contenti di essere stati qui, è stato molto emozionante. Speriamo anche che queste partecipazioni e questi inviti continuino anche nel futuro. I bambini li ho visti coinvolti e molto partecipi a questa commemorazione, anche noi insegnanti, ed è stata un'esperienza per i bambini sicuramente di un valore profondo a livello storico-culturale e anche emotivo. Speriamo che appunto riescano a portare avanti questa emozione, questo significato di questa giornata nel loro futuro, per un futuro prospero. Ecco. Quindi la speranza è proprio quella che un domani questi giovani italiani, quando saranno italiani adulti, portino avanti la cultura e la memoria degli alpini e continuino a custodire la bellezza e la sacralità di questo luogo. Certo. Il compito primario dell'Associazione Pene Mozze è quella di fare memoria in modo attivo, in modo concreto, e questo viene fatto dall'Associazione Pene Mozze anche grazie al tramite dei gruppi alpini che si attivano al loro interno, cercando di promuovere iniziative e uscite scolastiche collegate al fatto di conoscere i fatti storici, quelli che sono stati gli eventi di guerra, soprattutto per non andare a ripetere certi errori. E grazie ai gruppi alpini e alle scuole che aderiscono a questa iniziativa, puntualmente all'inizio dell'anno scolastico oppure verso la fine dell'anno scolastico riusciamo a portare parecchie scolaresche al bosco. Facciamo innanzitutto da quest'anno attraverso una proiezione di immagini commentate
che precedono poi la visita esterna al bosco. Queste immagini non sono altro che un riassunto di quella che è stata la storia e il significato del bosco fin dalla sua nascita. Dopodiché quindi si fanno un'idea di quello che andranno a vedere poi. Alla proiezione del filmato segue poi una visita guidata all'interno del bosco della durata di circa un'ora per fargli cogliere effettivamente quello che è il significato del bosco. Ci rivolgiamo ai ragazzi perché sono il futuro nostro, sono il futuro della società, sono il domani e bisogna che qualcuno si faccia carico di trasmettere certi valori senza, come dicevo, voler insegnare niente a nessuno, con la speranza che questo gli possa assicurare un domani migliore. Quindi possiamo dire che il detto aiutare i vivi ricordando i morti in questo luogo trova proprio la sua essenza totale. Esatto, è fondamentale. Oggi abbiamo avuto una dimostrazione di una grande giornata alpina. Abbiamo ricordato i nostri caduti al Bosco delle Penemozze con le 2410 stele, come diceva prima Varini, ne abbiamo aggiunta una, quindi il bosco è impegnato con 2411 stele di alpini trevigiani morti in servizio o in guerra. Ecco, una grande giornata è stata coronata con la visita di una scolaresca e quindi è una giornata di memoria, una giornata che noi alpini piace dire che ricordiamo i morti aiutando i vivi. Noi quest'oggi abbiamo aiutato una scolaresca a forse, e speriamo, diventare un po' più grande, rendendosi conto della memoria di quelle che sono state le persone che hanno permesso che oggi noi viviamo di questa libertà. Parlando di scolaresche, vi ricordo infine un concorso che la sezione ANA di Vittorio Veneto sta portando avanti ed è un concorso letterario. Abbiamo deciso di promuovere un concorso a livello regionale a tutte le scuole primarie affinché tutte le scolaresche che arrivano al bosco possano comporre un tema e alla fine di ogni anno scolastico ci sarà una premiazione con i migliori temi. Ecco, mi sento di dire che oggi tutti quanti andiamo a casa con il cuore un po' più alpino. Abbiamo visto quindi in questo servizio le immagini con lo scoprimento di questa nuova stele al Bosco delle Penemozze. Ti abbiamo sentito appunto lì, ti abbiamo visto anche un po' emozionato Maurizio, perché credo che comunque già di per sé quel luogo porta con sé molti significati, molte emozioni e poi partecipare a una cerimonia del genere ovviamente ha una doppia valenza. Allora, nel rivedere anche queste immagini, Maurizio? Diciamo che la stella che è stata deposta di Giacomo appunto Denoni è la 2412esima stele al Bosco delle Penemozze. So che c'è ancora qualche alpino, qualche stele che è in fase di allestimento, perché dovrebbero mancare dai calcoli che sta facendo l'ASPEM, che è l'associazione delle famiglie appunto delle Penemozze, dovrebbero mancare circa una trentina ancora di steli all'interno del bosco. È stato molto emozionante, ho chiuso, come avete sentito, oggi andiamo a casa con il cuore un po' più alpino, ma quella è stata la sensazione che ho provato in quel momento, ma come dicevi tu, tutte le volte che andiamo al Bosco delle Penemozze abbiamo questo tipo di sensazione e di commozione. Sì, certamente, è un luogo che porta con sé appunto il ricordo di coloro che sono andati avanti.
Ovviamente tu hai ricordato anche di questo concorso letterario al Bosco e di tutta una serie di attività che anche in questo caso abbiamo voluto raccontarvi, perché altrimenti si rischia di limitare il Bosco alla cerimonia, quella più famosa, ecco. Invece c'è un'attività costante di divulgazione, appunto, anche fatta con le scuole, come abbiamo visto in questo caso, da parte del gruppo, no? Sì, questa idea è nata 4-5 anni fa, perché uno del gruppo di Cison mi dice guarda che ci sono dei temi o dei disegni che mi mandano le scolaresche che vengono in visita al bosco. Me li ha procurati, me li ha dati, e per 2 anni gli abbiamo inseriti una piccola rubrica sulla nostra rivista annuale che è l'Alpin del Vittoriese. Adesso, da quest'anno scolastico, quindi andremo a finire a giugno, abbiamo indetto un concorso letterario per appunto le classi che visiteranno il Bosco delle Penne Mozze. Poi, prima della chiusura dell'anno scolastico, faremo una cerimonia di premiazione con la classe, perché premieremo la classe, non il singolo, la classe che merita. Ci sarà una giuria di esperti, dei professori, giornalisti, eccetera, in modo che il concorso sia di un buon livello. Non pensavo, ma Milan, che abbiamo visto anche prima intervistato, mi ha confermato che nel corso di un anno ci sono circa dai 70 alle 90 scolaresche che vanno al Bosco delle Penne Mozze, e questo ha fatto scattare che ogni scolaresca esatto, e questo ha fatto scattare la molla del concorso. Ecco, quindi è importante questo, perché lo ricordiamo e non ci stanchiamo di ricordarlo, l'importanza della memoria, del ricordo, e quindi non solo feste o quant'altro, ma insomma tutta un'altra serie di attività che vengono fatte costantemente dagli alpini. Sì, noi siamo sempre quelli del motto che è sulla colonna Mozza dell'Ortigara, dove c'è scritto "per non dimenticare", e noi non dimenticheremo, e fino a che avremo un lieve sospiro riusciremo a portare avanti questa nostra visione della vita. Certamente. Voltiamo nuovamente pagina, parliamo per un attimo del reparto Salmerie di Vittorio Veneto. Lo evochiamo molto spesso, eccetera, eccetera, soprattutto lo ricordiamo nei momenti belli, quelli che vanno a celebrare appunto i muli, anche, e qui ritorna il tema delle scolaresche. Tante volte appunto il reparto Salmerie va nelle scuole a raccontarsi e a raccontare, però Maurizio, ci sono anche delle notizie. Ovviamente stiamo parlando di animali, ci sono delle notizie un po' più tristi. Qualche anno fa abbiamo salutato i Roso, e in questi giorni? E in questi giorni abbiamo avuto un altro saluto di un'altra nostra mula, di Mila, che per età abbastanza elevata, non parliamo dell'età di Roso che è irraggiungibile, ma sopra i 22 anni il mulo ha già una buona età, e purtroppo in questi giorni ci ha lasciato Mila, che la vediamo. Sì, l'abbiamo vista e ne abbiamo raccontato un po', abbiamo raccontato la storia del reparto Salmerie un annetto fa più o meno, in una puntata di Penna Nera, e adesso appunto siamo qui a ricordare questa mula, la mula Mila, appunto, che anche lei, insomma, Maurizio, è andata avanti. Ecco. È andata avanti, usando il nostro gergo, esatto. È andata avanti. Sì, e quindi appunto, ovviamente possiamo dire che ci stringiamo anche agli amici del reparto Salmerie, perché più e più volte abbiamo visto quanto viscerale sia il rapporto che si instaura tra uomo e animale, e quindi in questo caso ovviamente se posso fare una battuta, abbiamo visto assieme a Mila Graziano De Biasi, e credo che Mila fosse l'amica più intima che Graziano De Biasi
avevano un rapporto veramente speciale, assolutamente. E quindi così vogliamo ricordarla appunto con questa fotografia. Sì, certo. Siamo quasi in chiusura di questa puntata di Penna Nera, caro Maurizio, ma come al solito c'è qualche appuntamento da dare da qui alle prossime settimane? Beh, il prossimo appuntamento ovviamente è il 4 di novembre, ci troveremo tutti in piazza per festeggiare il 4 novembre e da un po' di tempo a questa parte si festeggiano appunto le forze armate e noi saremo in tutte le piazze dei nostri comuni, dei nostri paesi, dove i gruppi sono di casa. In più avremo appunto la cerimonia ufficiale in Piazza del Popolo a Vittorio Veneto e questo sarà l'appuntamento prossimo. Poi, come tutti gli anni, gli alpini assieme credo lo possiamo anche dire, a Banca Prealpi San Biagio e assieme al gruppo d'Archi Veneto organizzano il concerto sinfonico d'autunno all'auditorium di Banca Prealpi. Quest'anno si terrà il 9 novembre alle ore 18, quindi siete tutti invitati a questa manifestazione. Scorrendo ancora un po' il calendario, c'è il 23 novembre una messa importantissima presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Vescovo Battocchio a Follina, sì, all'abbazia di Follina, dove appunto ci sarà la messa giubilare degli alpini. Alle 5 del pomeriggio l'ora è stata dettata appunto dagli impegni, svariati impegni del vescovo per cui la messa la faremo alle 17 del pomeriggio. Ci sarà un piccolo anteprima per quanto riguarda i cori che così rappresenteranno la nostra sezione. Ci saranno tutti e tre i cori che daranno vita a un piccolo concerto preliminare alla Santa Messa. Okay, e poi quindi questo lo ricordiamo il 23 di novembre. Il 23 di novembre alle ore 17. Poi passiamo a dicembre e la cosa importante di dicembre è gli auguri sempre al Bosco delle Pennemozze. Ci saremo tutti, è una manifestazione che è partita così in sordina ma sta avendo moltissimo successo, per cui noi lo ripeteremo anche quest'anno e nel futuro con le 4 sezioni appunto che gravitano al Bosco delle Pennemozze, cioè le 4 sezioni della provincia di Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto e Valdobbiadene. Quindi saremo tutti lì. Saremo tutti lì. Prima di lasciarci, so che vuoi fare un ulteriore e ultimo appello ai nostri telespettatori, perché prima abbiamo detto che insomma le porte sono aperte per gli sportivi che volessero entrare a far parte delle fila insomma degli atleti dell'ANA, ma certo c'è anche un'altra piccolo reparto della sezione di Vittorio Veneto, che è l'unità di protezione civile, che ha bisogno di nuove forze, perché nuova linfa, perché come sapete l'età degli alpini, banalmente gli anni passano per tutti e anche per i componenti della protezione civile. Quest'anno devono lasciarci 4 persone della protezione civile perché raggiungono la bella età di 80 anni e quindi non possono più assolutamente. C'è proprio questa regola, ricordiamo che dall'80° anno d'età non si può più, se non rimanere lì per convivialità. Esatto. Ecco, quindi stiamo cercando, anche lì non servono degli alpini, ma bastano anche degli aggregati o degli amici degli alpini che hanno chiaramente come primo compito il nostro, chiamiamolo così, il nostro pensiero, che è il pensiero sempre alpino, sempre con il nostro spirito.
Però avremmo bisogno appunto di alcune persone che ci diano una mano ed entrino a far parte delle file dell'unità della protezione civile di Vittorio Veneto. Stiamo facendo assieme ai comuni di nostra pertinenza, cioè gli 11 comuni dove noi gravitiamo, stiamo cercando di fare anche delle manifestazioni ad hoc con la protezione civile per appunto riuscire a portare verso l'unità di protezione civile qualche elemento utile a noi, ma utile soprattutto in caso di calamità, ovviamente. esatto, speriamo non succeda mai, ma certo, alla collettività. E ricordiamo, ci sono tanti modi per fare volontariato e questo è uno di questi. Assolutamente sì. Maurizio, io ti saluto e ti ringrazio, grazie, proprio un flash per salutare i nostri telespettatori e i tuoi alpini. Allora un saluto a tutti i miei alpini, a tutte le persone che soprattutto vivono il mondo alpino tramite te, tramite la Tenda TV, perché tante persone, come abbiamo detto prima, hanno un'età molto elevata, diciamo importante. Lo spirito è sempre giovane, però chiaramente l'età è quella che è, quindi vedono con molto piacere le nostre avventure della sezione ANA di Vittorio Veneto attraverso la Tenda TV. Quindi salutiamo loro e salutiamo tutti gli alpini che compongono la mia sezione, ma in generale tutti gli alpini. Grazie a Maurizio Casetta, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, per essere stato con noi. Ci vedremo o sotto Natale o appena dopo, insomma adesso vedremo, quindi l'appuntamento è tra qualche settimana. Io vi ringrazio, ovviamente tenete sempre d'occhio i nostri canali social e il nostro canale televisivo, perché le dirette degli alpini non mancano mai, insomma, possiamo dirlo, e quindi grazie ancora una volta per averci seguito, per aver seguito questa puntata di Penna Nera, e appuntamento alla prossima.